si picchiano, si mutilano, si terrorizzano le donne, si ferisce chi genera la vita. La violenza sulle donne è un atto vile e codardo che va condannato non solo il 25 novembre, ma in ogni singolo momento della nostra esistenza. Oggi, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il nostro pensiero non può che andare alle moltissime donne che a tutt'oggi, ogni giorno, vivono forme di violenza, di condizionamenti e di costrizioni dentro e fuori i luoghi di lavoro, dentro e fuori le mura domestiche. Iran are free. We are going to stand with you. Jian, Azadi, women, life, freedom. Questo non può farci rimanere indifferenti, anche se sono cose dette e ridette. Il silenzio è peggio. Chi vi ama veramente non vi toglie la dignità, non vi toglie la libertà, non vi usa, non vi umilia, non vi picchia. Anche se tu mi picchierai e cercherai di opprimermi, io resterò libera e non sarò mai sottomessa. La violenza di genere ha oramai raggiunto purtroppo le dimensioni di una vera e propria emergenza sociale. È un macigno culturale che sovrasta e pregiudica la convivenza civile. Perché il silenzio favorisce l'oppressore, favorisce il violento, non è mai dalla parte della vittima. Il silenzio è contro la vittima. A stento trattiene le lacrime Elena, il nome di fantasia, ma vuole denunciare quello che ha subito. È stata violentata per ore da 2 soldati russi. Affrontare questo problema è diventato in primis un obbligo etico a tutti i livelli. Continua la protesta delle donne turche contro la decisione del presidente Erdogan di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul. Non parole, ma fatti concreti. Abbiamo bisogno di questo. Ed è per questo che da sempre la CISL Funzione Pubblica, la Funzione Pubblica del Veneto ed il Coordinamento delle Donne condannano da sempre ogni forma di violenza e si impegnano al contrasto in ogni sua forma. Basta, non stiamo in silenzio.